Giornata di festa a Cividale del Friuli per i 70 anni di Civiform, realtà che ha formato professionalmente generazioni di studenti, offrendo, nel corso degli ultimi decenni, anche corsi per adulti e numerosi programmi di inclusione sociale. Dopo la messa ufficiata in Duomo da Monsignor Riccardo Lamba, al Teatro Ristori, ex allievi, docenti storici e rappresentanti del mondo dell'impresa, dell'educazione e della società civile hanno condiviso testimonianze e pensieri tra passato, presente e futuro. Occupandoci di formazione sia per i giovani sia anche di aggiornamento professionale per gli adulti, il futuro è ciò che dobbiamo affrontare, quindi principi, valori, competenze sicuramente, ma guardare a quello che succederà. Quali saranno i prossimi obiettivi? Uno è quello di fare in modo e adeguare la nostra organizzazione perché ci sia una maggiore ricaduta nell'ambito del territorio, soprattutto delle imprese del territorio. Il secondo è quello di inserire in maniera continuativa all'interno delle nostre attività formative il dato della internazionalità. Ormai il mondo non è più nel cortile di casa. Negli ultimi anni si è parlato anche del Civiform per i rapporti con il territorio, non sempre facili, anche per alcuni comportamenti sopra le righe di minori stranieri non accompagnati. Ciò che facciamo lo facciamo dal 2002, quindi non è una scelta recente. Noi continueremo sicuramente con questo dato di ospitalità, ma è un'ospitalità collegata anche a una formazione, perché noi a queste persone facciamo anche formazione di diverso livello. Ecco, sicuramente alcuni episodi possono avere, preoccupato le comunità. E stiamo lavorando anche con le istituzioni preposte per avere poi tutti gli strumenti sostanzialmente per poter affrontare quei casi che non sono in linea con quello che noi vorremmo succedesse, anche perché una o due persone su 100 non possono rovinare il lavoro di tutti.